L'ABA, Associazione Bed and Breakfast di Agrigento, nell'ottica di promuovere il territorio e sviluppare i servizi al turista, ha ideato e messo in opera un servizio informativo sul territorio ed un utile e rapido punto di prenotazione diretta e gratuita di soggiorno presso le strutture associate. L'inaugurazione ufficiale è avvenuta stamani presso la porta quinta del Parco Archeologico della Valle dei Templi. È un servizio che abbiamo pensato proprio per mettere in contatto diretto il turista con chi di fatto, tra virgolette, vende camere, nel senso che spesso e volentieri proprio la fase di prenotazione è tutta online, è tutta virtuale. In questo caso abbiamo la possibilità di, oltre proporre degli alloggi di qualità, la possibilità di anche di fare promozione del territorio. Questa è la cosa più importante per aumentare anche quel livello di permanenza media che attualmente è basso comunque come soggiorni. È una cosa importante. Intanto abbiamo potuto realizzare questa nostra idea che covavamo da tempo grazie alla lungimiranza del direttore del parco, l'architetto Parello, e del commissario, l'architetto Bernardo Campo, quindi a loro i nostri più sinceri ringraziamenti. Oggi c'è un trend fortemente positivo del turismo, non possiamo pensare di fare impresa sicuramente restando a casa nostra, cioè chi fa impresa deve aggredire un mercato. Abbiamo pensato di montare questo desk, questo info reservation point nella valle proprio per avere il contatto diretto. Non è vero che tutti vengono con mordi e fuggi o che tutti sono già prenotati, c'è una buona percentuale di persone, già vediamo i primi risultati presso le nostre strutture, che se convinte, e il nostro ruolo, il ruolo di questo info point è proprio questo, creare, notificare loro dei motivi in più per restare, il nostro centro storico, la Scala dei Turchi, la farm di Favara, insomma tutto quanto può farli soggiornare un po' di più. Se il turista resta un giorno di più, compra un gelato in più, compra un pasto in più, un pernottamento in più, un vestito in più, un maglione in più, crediamo di aver fatto una buona cosa per tutta l'economia locale. Questa iniziativa la valuto positivamente, d'altro canto siamo stati noi stessi ad approvarla con un apposito verbale del Consiglio del Parco, abbiamo dato la piena disponibilità a che si potesse fare questo infopoint proprio per dare la possibilità ai turisti che vengono di poter mantenere la presenza in Agrigento piuttosto che cercare dove andare altrove, per cui diciamo, mantenere la presenza in Agrigento per noi è importante sia per quanto riguarda la valle sia per quanto riguarda tutto il resto del circondario, perché Agrigento va scoperta dopo tanti giorni, va scoperta non solo in una visita estemporanea. La porta di accesso alla Valle dei Templi sta diventando sempre di più un luogo in cui assumere informazioni e proposte per un turismo di soggiorno, diciamo, ad Agrigento, quindi non limitato alla sola visita della Valle dei Templi, ma i visitatori possono ricevere proposte e informazioni sia per i servizi che vengono offerti nella città e nel territorio a loro stessi, ma anche proposte di itinerari sempre più allargati che riguardano sia il centro storico agrigentino ma anche il territorio della provincia.